l'ambiente. L'ambiente noi l'abbiamo ereditato e diciamo sempre che dobbiamo lasciare l'eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ma se noi dovessimo raffrontare l'ambiente che ospitava quelle meravigliose opere e quella cultura e quel modo di vivere e quella saggezza con l'ambiente che viviamo oggi, signore, è cambiato tutto. La Sardegna si è trasformata da una terra dove la presenza di Draghi dimostra come la presenza umana era diffusa su tutta l'intera Sardegna. Oggi se noi guardiamo in una cartina e immaginiamo di avere i numeri degli abitanti, noi abbiamo una ciambella. Noi viviamo tutti intorno alle coste, perché con le coste abbiamo realizzato i porti, abbiamo realizzato il aeroporto. Il centro della Sardegna, 315 comuni su 377, si stanno spopolando. E chi difende quel patrimonio? Quel patrimonio è diffuso ed è presente soprattutto nel cuore della Sardegna. E non ci sono più giovani, chiaro, i nostri figli, i nostri nipoti, perché ha più di 60 anni, vanno a lavorare all'estero, perché non c'è più lavoro. Eppure quanta montagna di lavoro si potrebbe progettare, mettere in atto e valorizzare. Chi permette non lo so. I soldi oggi dove sono destinati? Vi leggo nel documento di sintesi del piano operativo regionale fondi europei per lo sviluppo regionale del 2014-2020, quello che stiamo vivendo in pieno, il settenato dei finanziamenti europei. Perché dovremmo fare e vi dico gli assi sui quali vengono investite le risorse: ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione. Assi numero 1. Stiamo parlando di cose ben diverse. Certo, nella comunicazione, che vediamo anche le risposte a livello mondiale e quelle a livello italiano, di interesse rispetto al nostro patrimonio archeologico. Arrivano perché dall'altra parte del mare ha le informazioni, le vedete tramite internet. Secondo asse, agenda digitale, cioè quindi lavoriamo insieme creandoci un'agenda di lavori nei diversi stati d'Europa. Asse 3, la competitività del sistema produttivo. Certo che l'archeologia non fa parte del sistema produttivo, no? Non siamo mai stati capaci di affermarlo come un sistema produttivo. Lo abbiamo sempre visto come un sistema di interesse turistico, fondamentalmente turistico. Ci serve per permettere ai nostri turisti di conoscerci. Asse 4, energia sostenibile e qualità della vita. Quindi siamo nel cuore del problema. L'energia sostenibile vuol dire che siamo in una fase storica di superamento dell'uso degli idrocarburi per produrre energia. Gli idrocarburi sono il petrolio, il carbone e il gas metano, e dobbiamo passare alle energie rinnovabili, il sole, il vento e l'acqua. Perché? Perché tanto quelli sono quelli esauribili, il petrolio, il carbone, prima o poi si esauriscono, ma siccome inquinano tantissimo e oggi abbiamo in atto cambiamenti climatici che sono dovuti proprio al surriscaldamento dell'atmosfera, signori, suonata ballare. Allora, dal punto di vista delle rinnovabili, hanno iniziato gli amministratori comunali, hanno iniziato le province, hanno iniziato la regione a prestare attenzione e a progettare impianti che permettono di valorizzare questo tipo rinnovabile di energia, che non si consuma, il vento, il sole e l'acqua, finché non avremo, precluso anche questa grande ricchezza, che è quella dei bacini, no? Ai quali noi non possiamo attingere come risorsa per produrre energia, se non il sole della bacini in Sardegna, che sono in mano a Veneto, convenzioni cinquantennali che vengono automaticamente rinnovate. Non è roba nostra, anche quell'energia non la possiamo produrre. Ebbene, questa energia sostenibile ha delle accelerate e delle frequenti. Perché? A seconda degli interessi mondiali, guardate come siamo condizionati, il petrolio ritorna in auge, dopo va un attimino al posto.
solari, l'eolico, no, oramai ci siamo cambiati il nostro ambiente, ci siamo cambiati il nostro profilo del nostro ambiente con paleoliche e con pannelli solari. E soprattutto in origine speculativa. Le multinazionali sono padrone del nostro ambiente, sono padrone della nostra vita. Noi non siamo una multinazionale, anzi, rispetto alle 20 regioni italiane e alle 200 regioni europee siamo tra gli ultimi, quindi non abbiamo un potere, ma questo potere, come diceva anche Bruno, è colpa nostra, questo potere che non abbiamo, perché noi intanto ci piace essere divisi, è bello distinguersi anche nelle battaglie, ma soprattutto non abbiamo la capacità di unirci sulle scelte fondamentali che riguardano la nostra vita. Ci autocolonizziamo, e ha ragione. Cioè, se guardiamo nelle altre regioni d'Europa, anche quelle che come noi hanno una lingua madre diversa dalla lingua di Stato, la Corsica, le Baleari, la Catalogna, i Paesi Baschi, che possa arrivare al nord dell'Europa, e lì hanno una capacità di autogovernarsi che è diversa dalla nostra, e non si colonizzano e non accettano neanche la colonizzazione degli stati, ognuno con i suoi motivi, non siamo tutti simili, perché noi abbiamo, come dire, un territorio che regola lo Stato italiano. In Francia i corsi hanno sono stati utilizzati come una terra dove scaricare, dove far vivere gran parte del popolo magrebino che è emigrato in Francia. Su 260.000 corsi, 100.000 sono corsi, gli altri sono nuovi corsi arrivati dal mare. In Catalogna è una regione ricca, è un po' la ricca Lombardia dell'Italia. Il problema che hanno con la Spagna non è perché uno parla catalano e vuole continuare a affermarlo come lingua, diciamo, di Stato catalano al posto dello spagnolo. Il problema è che lo Stato spagnolo utilizza le ricchezze della regione ricca catalana in maniera sproporzionata rispetto a quello che i catalani considerano sia necessario e utile, perché loro se lo vogliono governare quella ricchezza. Così per parlare anche del mare del nord, gli scozzesi, il petrolio, del mare del man mano che il petrolio scende di valore, scende anche la necessità di diventare autonomi da parte degli scozzesi rispetto all'Inghilterra. Parlavo delle diverse motivazioni per spiegare quella che abbiamo noi, e noi accettiamo supinamente, ci adeguiamo diventando autocoloniali ai voleri di un governo italiano che fa la sua parte, e purtroppo i governi devono essere egoisti, completo.